Guarda, bella partita, avversari molto bravi, equilibrata sì, però diciamo che noi siamo convinti di averla tenuta in gestione la partita, quindi equilibrata forse più in apparenza che altro. Loro è vero che hanno avuto diverse occasioni, però più su momenti nostri di appannamento, vale a dire 3-4 minuti del primo tempo e 4-5 del secondo tempo. Poi loro hanno segnato sul calcio da fermo, hanno avuto occasioni sul calcio da fermo, invece noi abbiamo, secondo me, creato molto su azione. Comunque sono molto contento di questa partita, credo che la finale sia meritata, complimenti agli avversari e siamo contenti. Beh, indubbiamente entrambe le squadre ritenevano che la partita fosse importantissima, anche perché è un anno che facciamo stage, facciamo rappresentative e quindi vuoi o non vuoi, anche quelli che inizialmente sono un po' più si sentono un po' più lontani da questo tipo di rappresentativa alla fine ci tengono, quindi sì, è uscita fuori una partita maschia con duri contrasti, però sempre tutto quanto nella norma, non c'è stato mai un litigio tra compagni, tra avversari, quindi tutto sommato una partita onesta e pulita. Beh sì, la Stella Azzurra è indubbio che abbia, diciamo, un po' ucciso questa rappresentativa, almeno per il momento. Indubbiamente sono, almeno fino adesso, gli avversari più forti. Noi crediamo di poterci giocare le nostre carte, sappiamo delle nostre doti, sappiamo anche delle doti dell'avversario, però andiamo senza paura, andiamo a divertirci come abbiamo fatto fino adesso. Probabilmente giocando anche in maniera maschia, però ci giocheremo le nostre carte senza alcuna paura. Poi se vinceranno loro, complimenti a loro. Allora, sottolineo il fatto che Cacioli lo tengo con me, qualsiasi tipo di cosa farò. E non so, ho nominato 3 giocatori di cui sono praticamente innamorato io. Però dovendo proprio scegliere, Quagliariello è proprio, per me è proprio un idolo, diciamo, a livello di calciotto. Cose che ho visto fare a Quagliariello difficilmente le vedo su un campo, senza nulla togliere ovviamente agli altri 2 che hai nominato, perché anche Salveta e Pacioni sono 2 grandissimi giocatori secondo me. Li prenderei tutti, diciamo, dai. Grazie a te Cristoforo, ci vediamo in finale, buona serata. Grazie.